Il futuro lo stiamo già vivendo ed è bellissimo. Questo è ciò che dicono i fatti e soprattutto gli sguardi dei ragazzi di Irigem, premiati per aver ottenuto il punteggio massimo nella scuola di formazione professionale della Regione Veneto. Un riconoscimento che va oltre gli applausi perché racconta di come Irigem sia riuscita a entrare nella storia personale dei 3 studenti, aiutandoli a crescere dentro e fuori dall'aula, accompagnandoli così verso il mondo del lavoro. Io mentre studiavo mentre studiavo con la scuola, andavo anche in azienda a lavorare. Questo sicuramente magari le prime volte era un po' difficile un po' da prendere il ritmo, però dopo mi ha anche aiutato a livello mio personale a capire quanto potevo gestirmi coi tempi, con lo studio. Durante questo periodo di 3 anni sono stato molto felice, ho incontrato dei buonissimi compagni, ottimi professori e il risultato che ho ottenuto quest'anno mi ha davvero soddisfatto. I 3 anni, qualcosa di più, è le cose che ho sono riuscito ad ampliare le mie conoscenze dell'informatica e che anche i professori ti aiutavano molto anche ad andare sul profondo di alcune cose per ampliare le tue conoscenze. È una bellissima soddisfazione essere qui oggi, avere la possibilità di accompagnare i nostri 3 studenti, le nostre 3 eccellenze, ed è un orgoglio essere qui anche perché penso che sia molto importante che venga dato il giusto lume alla formazione professionale. Un sistema, quello rappresentato da Irigem, che sa come interagire col futuro valorizzando il presente. Che è proprio costruito sulle persone, è costruito su questi ragazzi, è costruito sul fabbisogno delle aziende, è un sistema che li accompagna durante tutta la vita, quindi è veramente un orgoglio per la Regione Veneto. Anche perché la formazione professionale rispetto alla scuola ha una parte strutturale che si svolge in azienda, quindi è fondamentale questo rapporto e questo rapporto consente che i ragazzi in uscita abbiano veramente delle competenze maggiori, più specifiche. Storie di forza, di sacrifici e di grande determinazione, quelli a cui i centini di Irigem hanno saputo dare un lieto fine. Noi vogliamo dire a questi ragazzi che siamo fieri di loro, che anche in questi 2 anni difficili di formazione sono stati talmente bravi, hanno saputo studiare bene, formarsi bene, affrontare l'esame molto bene, tanto da essere valutati col massimo punteggio.